6 giorni dopo l'emergenza, a Ponzano non è ancora finito il lavoro dei tecnici del comune, della rete del gas e dei vigili del fuoco. È una corsa contro il tempo per riportare l'energia nelle abitazioni che al momento sono ancora sprovviste dell'allacciamento. Si tratta di 250 nuclei familiari in cui nessuno è stato trovato in casa e di una parte in cui l'impianto, dopo l'aumento di pressione, risulta danneggiato e quindi non più utilizzabile. Una cinquantina di impianti non sono stati riattivati perché sono state riscontrate delle criticità, delle anomalie di funzionamento sull'impianto stesso. Adesso vi è da verificare se l'anomalia o la criticità stessa è dipesa dal cattivo funzionamento. Per i rimanenti il consiglio è quello di mettersi in contatto con i gestori della rete. Esorto le persone che non hanno ancora chiamato il numero verde di farlo. Nel frattempo le indagini dei vigili del fuoco, che dovranno far luce sull'interruzione di pubblico servizio e su eventuali altre ipotesi di reato, sono già state avviate. Mentre si vaglia la data di ultima revisione dell'impianto, i vigili del fuoco devono anche capire perché il sistema di allarme e di valvole di sicurezza non abbia impedito che ci sia stato l'aumento di pressione. Le verifiche non escluderanno alcuna ipotesi, anche per capire se poteva essere evitato questo incidente. Si parte da una sola certezza, banale quanto determinante: quello che è successo non sarebbe dovuto succedere. Questo è dinanzi agli occhi di tutti. Certamente c'è stata un'anomalia, un malfunzionamento del sistema di decompressione e quindi in rete cittadina del gas ad una pressione diciamo 3 volte circa superiore a quella di esercizio.